Grazie intanto Eligio Grizzo, vice Grazie a sindaco di voi. Pordenone. Allora andiamo anche con i 3 minuti con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP e Polizia di Stato. Tra altre cose abbiamo un filmato parlando di sicurezza che riguarda quello spaccatutto di Napoli che è Sì, successo beh. al È pronto meglio, soccorso. guardi, preferisco non commentarlo perché... Lo commenterò io domani sera. Ecco, Lei perché sa che io poi parto Certo. per la tangente, perché sono cose che non devono neanche esistere. Certo. Mettere sotto processo un collega, non sappiamo ancora come sono andate le cose, quindi già là gli hanno puntato il dito. Vediamo prima come sono andate effettivamente le cose, ma se c'è stato un'arma puntata alla tempia, il collega ha risposto. Oggi lei non mi avrebbe fatto la domanda se il telegiornale fosse stato fatto negli Stati Uniti, questo glielo dico prima che lei faccia vedere il video. Certo, domani è promesso lo metteremo in onda. Senta, la polizia invece e le forze dell'ordine in generale come stanno affrontando invece questa non epidemia, non pandemia ma epidemia? Tra altre cose c'è il primo contagio di Sì, abbiamo... militare o di collega. No, è insomma, un poliziotto. un poliziotto di Spinaceto che ieri sera abbiamo ricevuto un telex soprattutto di questa persona che era un collega che però era già a casa ammalato. Quindi diamo anche le notizie come devono essere date, come diceva il vice sindaco Grizzo, persone anziane, ma questo non è una persona anziana, ma era una persona che credo guarirà, ma già a casa per una polmonite, quindi il virus chiaramente come sta facendo danni sulle persone anziane, ma molto anziane o quantomeno anziane con veri problemi di salute già, non persone sane, sportive che corrono, che prenderanno l'influenza come prendono l'influenza, perché a me è dato un po' fastidio tutta questa sceneggiata televisiva. Ieri ho seguito la vostra di Telepordenone, non è perché sono seduto qui, però mi è piaciuta perché è molto tematica, molto schematica su quello che sono gli argomenti, senza fare le solite aggiunte di tante altre TV. Perché dico questo? Perché ci sono ogni anno che muoiono per influenza 8.000 persone. 8.000 persone che muoiono di influenza. Io non sono medico, ma mi piace leggere. Andate a vedere se è vero quello che ho detto. 8.000 persone che muoiono di influenza, quindi persone che con una complicanza influenzale muoiono. Quindi non vedo perché adesso dobbiamo fare i conti 12 in Friuli, 4 lì e 3 là. Noi della polizia siamo intervenuti per primo, come gli operatori della sanità, quindi abbiamo avuto un protocollo molto rigido, sono state consegnate immediatamente, abbiamo avuto una riunione anche il 27 sera col capo della polizia e il direttore centrale della sanità, il dottor Cipriani, a cui abbiamo spiegato che ci sono anche colleghi che stanno facendo il cordone insieme ai colleghi dei Carabinieri, Guardia di Finanza, cordoni a Padova, a Lodi, dove sono scoppiati i primi focolai in Italia, e abbiamo chiesto insomma quali erano i protocolli da attuare in caso non solo di contagio ma di salvaguardia dei colleghi che sono lì impegnati. Sono state distribuite 37.000 mascherine FFP3, quindi quelle più professionali, sono state consegnate 500.000 paia di guanti, ma 1 milione saranno distribuiti adesso, e altre 100.000 mascherine vengono distribuite in questa settimana, quindi siamo ben coperti da quello. In più i colleghi che rientrano da questi posti vengono sottoposti, ne abbiamo 2 anche a Pordenone, sottoposti a 3 giorni di continui controlli e tamponi. Nella questura di Pordenone chiaramente come a Pordenone, anzi a Pordenone sa che c'è gente che prenota cose al supermercato e poi dice ho la tosse, ho il coronavirus, non posso venire a ritirare il mio, perché sono dei cretini, quindi. Però voglio dire, di questa storia è una influenza sicuramente molto più aggressiva, molto più veloce, troveremo il vaccino anche per questo. Di questa cosa ne guadagnerà Mauro Corona, perché ormai si parla solo di coronavirus, allora Mauro sarà contento. Qualche battuta lasciamo stare per sdrammatizzare quello che sto sentendo tutte le sere in altre TV. Comunque Pordenone resiste, Telepordenone al virus, se qualcuno sarebbe contento che per il corona. No, per l'amor di Dio, siamo ancora tutti i vegeti, anzi ci sono delle new entry che andremo a conoscere. Ecco. Ho sentito ieri parlare di nuovo TG, quindi... Sì, ma poi vedrete cosa verrà fuori oggi e nei prossimi giorni. A proposito, lei conosce molto bene il codice di procedura penale o altro. Certo. Allora, in questi giorni noi siamo
informatori, siamo tecnici dell'informazione. Certo. Allora io mi rivolgo anche alla signora di Taiedo di Chionso, mi verrebbe da fare il nome e cognome, sì, è perché pubblico, no? Quando certo, uno scrive certo. su Facebook è pubblico, Sì. no? Che ci ha dato dei giornalai, perché informiamo, dei giornalai e non dei giornalisti, e di andare a casa tutti, no? Lei sa che dare del giornalai è diffamazione. È diffamazione, la poi sentenza. Allora, usurpazione di io titolo ovviamente lei è non nel ha mio- l'edicola. No, certo, non è nel mio stile, ci conosciamo da anni, minacciare, ma probabilmente agiremo, insomma, no? Così anche per dare dei Sì, segnali. perché questa gente quando Sì, telefona, sì, le ripeto sì. prima nei negozi, La signora italiana di Chionzo scrive che- su Facebook, la gente sì, non si rende conto certo. che è pubblico. Sì, Quindi sì. signori, mettete la firma quando telefonate, quando mandate il messaggio. E se vogliamo No, no, ma qua rintracciare... c'è nome e cognome. Quindi figuri, è abbiamo stata fatto anche lo gentile screenshot. la signora, no? A dare il Abbiamo nome e mandato cognome. lo screenshot all'avvocato di fiducia, adesso insomma vabbè, dai, Vabbè. ci vedremo magari nelle sedi più opportune. E tra le altre cose, non costringetemi a dire fake news. Allora, io so che c'è tanta agitazione e c'è anche una base militare americana ad Aviano che è sotto attenzione. Se io non ho la conferma che all'interno ci sono casi di coronavirus, non obbligatemi a dire che ci sono casi, se io non ho le informazioni. Questo sarebbe un Sarebbe male. grave. Allora, alla signora o signore, perché papavero, adesso non mi ricordo cosa, che mi dice che lei è convinta che dentro, io ho detto, Boh, guardi, ma comunque signora non c'è la peste, lo dico ecco, io. e Non anche è la se ci peste, è fossero, un'influenza. ecco, anche se ci fossero, non ci Ecco. sono perché non abbiamo avuto notizie che dentro la base ci sono situazioni di questo tipo, non obbligatemi a dire stupidaggini perché già il mondo è fatto di sciocchi, ci sono i classici boccaloni Poi che si dopo... immagina Trump ecco, che viene qua, dai. la mangia Trump. Per l'amor di Dio, dai, ecco, a me piace essere corretto, Ma non fare sì, sciacallaggio sì, e dare sì, false sì. notizie, e lo dico per rispetto di chi ci vede da casa. Io potrei dare ogni giorno notizie che siamo contagiati dall'Ebola, dalla peste suina e dall'HIV. Per fare... Lo troverei scorretto nei confronti di chi ci dà la fiducia da 40 Molto anni e corretto. che ci segue da casa. Scusatemi, ma volevo fare questa chiosa perché mi sembra doveroso. Io ringrazio Grazie. anche lei, Raffaele Padrone, Grazie a voi. per essere stato in nostra compagnia. Allora, torniamo in Friuli Venezia Giulia, perché sono 12 al momento i casi di coronavirus acclamati e sincerati, registrati proprio nella nostra regione. Il presidente di Confcommercio Friuli Venezia Giulia Giovanni Da Pozzo e la presidente di Federalberghi Paola Schneider chiedono sostegno alle istituzioni regionali per la difficile congiuntura economica che si è venuta a creare. Il servizio lo cura direttamente la redazione di Udine.